indirizzo parliamo della settimana della bonifica che avrà il suo clou il prossimo 18 maggio con una tavola rotonda molto importante. Si chiude in questi giorni la settimana nazionale della bonifica, che in Veneto ha coinvolto 10 consorzi dell'Unione Veneta Bonifiche in una serie di iniziative volte a far conoscere il volto più antico, affascinante e spesso fragile della nostra regione, il Veneto dell'acqua. Ai nostri microfoni il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche Andrea Crestani. Il territorio veneto è un territorio di bonifica, è un territorio dove i nostri 10 consorzi operano e sovrintendono a circa il 66% di questo territorio. Oltre 1.100.000 sono gli ettari su cui noi operiamo tutti i giorni e manutentiamo i canali di bonifica. Su questa rete importantissima che è quasi di 18.000 chilometri di canali, noi svolgiamo la nostra attività. Un'attività, quella dei 10 consorzi di bonifica del Veneto, che risulta fondamentale per la tutela del territorio, per la manutenzione dei canali irrigui e per la prevenzione dei dissesti idrogeologici che hanno conseguenze pesanti sulla vita e sulle attività della nostra regione. Il presidente Giuseppe Romano ricorda a tal proposito alcuni dati negativi dell'alluvione del novembre scorso. Lo 0,6, lo 0,7% di diminuzione del prodotto interno lordo del Veneto è importante non solo per il Veneto ma per tutta l'Italia. 7-8 mila posti di lavoro a rischio per un evento come questo credo siano importanti per tutti quanti noi, un momento di difficoltà poi del mondo del lavoro. Ecco perché è importante agire con criterio, programmare gli interventi e lavorare insieme a tutela delle acque del Veneto. A tal proposito l'Unione Veneta Bonifiche lancia un'iniziativa particolare a conclusione della settimana della bonifica. Il 18 di maggio chiuderemo, quindi terremo un po' più lungo il periodo, la settimana della bonifica con un'importante tavola rotonda dove l'Unione Veneta Bonifiche e i 10 consorzi metteranno attorno a un tavolo i principali attori del nostro territorio, di chi ha competenza per la gestione, quindi la Regione, le province, i comuni, la protezione civile, e discuteremo intorno allo slogan che abbiamo dato alla settimana della bonifica, uniti per la sicurezza del territorio veneto. Noi riteniamo che l'unità sia indispensabile perché unità significa sinergia, unità significa confronto, unità significa lavorare assieme. E lavorare assieme tra consorzi di bonifica è indispensabile, ma soprattutto tra chi nel territorio opera e lavora per la sicurezza di questo territorio. Quindi abbiamo pensato a questo patto per il territorio assieme a chi, come la Protezione Civile, come la Regione del Veneto, come le province del Veneto, come l'ANCI del Veneto, lavorano tutti i giorni per la sicurezza di un territorio, quindi uniti per il territorio del Veneto.